Ok, bentornati alla seconda parte di Pliscletta Team di Musiche. Mo farò l'invio di a Ulisse un par di video, che sarà un pretesto per favela di musica, insomma. Ulisse, sei tu pronto? Speriamo bene. Partis. Partis, no, sta l'anno dai. Seventh month, on the seventh day, on the seventh hour, seven doctors say you were born for good luck. Ok, il talk tu lo conosci di sicuro. No. Timmy Collins è un classico dal blues scritta negli anni 50, crot da Willie Dixon, si chiama Ucci Cucci Man. Non l'avevi mai sentito, sarà sbagliato quasi sentirlo come Che versione chi? È una versione, una chicca, una rarità. Abbiamo fuori da un gruppo inglese, tu sai che negli anni 60 in Inghilterra è stata una blues explosion. Lui c'è questo gruppo da Captain Bifford, John Mayall. Captain Bifford era americano però. probabilmente. E che chi allora? Beh, che il cale è fatto come il blues sound slash tipo Esattamente, sì. Allora, tu dovresti riconoscere la sezione ritmica di questo gruppo qui. Sono due personaggi che Frutti sì. Due personaggi che hanno fatto la storia di musica italiana in 60 e fino al di Gue in realtà. Sono Ginger Baker e Jack Bruce, che dicono noi, No. I Cream, il primo gruppo di Eric Clapton, un super gruppo. No, non sapevi il nome dei musicisti in realtà. Ma se che ti pare il blues fatto in che maniera che? Quel cale è un blues elettrico quasi rock and roll, dici. A banda di fiesta, dici. La roba strana è che non c'è una chitarra, chi? Allora, un mondon. A Mondon. Boh, ma è praticamente si taglia in 60 il blues ha abbandonato le pacchere da paluz, no? Si è elettrificata e è attaccata a fare il fischio, insomma. Sì. Fa un po' di spettacoli suonando il sax e l'Hammond contemporaneamente. E che secondo me è il blues blanco che anche voi a funzione, si suona anche mo. Che qui era la Grand Bond Organization degli anni 60 da Londra. Partì con il secondo video. Credo che tu li conosci. Sì, no? li ho dal vivo, dici. Ah sì? Tu là? Ho suonato a Pietrasonica il primo anno e tra l'altro sono andato 4-5 mesi fa, vivevo a Monaco, in jazz proprio. Hanno fatto un concerto di 3 ore e 6 mesi e hanno viaggiato. Disin al pubblico qui che sono? Sono i Colores. Ben tedesca. Sono appunto di Monaco di Baviera e di un design pensi. Hanno fatto quasi 10 dischi, non sai. Sì, credo che vedi un doppio, tipo di lunghissimo, avrà 10 talks in un doppio in vinile. Quindi vuol dire 3 talks parlato, sì, talks da 20 minuti. Sì, anche qualche Don Di Vince e via avanti. Sono dei musicisti incredibili, secondo me lui è uno dei migliori chitarristi di Kumho. Perché suona, lui registra i talks e sono incredibili, complicatissimi e dopo dal vivo io fa compagni, sono identici e suona in 3 ore e mezza di concerto.
E che kill è un genere che è nasciuto ben o male dagli anni 90. Crotto in America. Forse che avevi voglia di sentire America. Black Sabbath, no? Sì, probabilmente sì. Allora poi pubblico Pietrasonica o chi? E pensi a Pietrasonico. Ah, io e tu? Beh no, nel Friuli Ma che alla è un Vin. festival che si chiama Duna Jam. Sì, E sono tipo a numero, se tu paghi 400 euro su una settimana. ah perché cale pochissimo, ok, adesso un po'. Come presenti il terzo video, Lo fai in partì. fasi in partita. Qua sono i John Spencer Blues Explosion a voli. Esattamente. Sì, sono a vonde scalmanasti. È vero, ha un'energia live che se dal vivo sono incredibili. Con una band al piano, mai veduto, che il video che non l'hai mai veduto. A lei per esempio un video vert con sfondi in una televisione che il tipo fa, non sai, disaccordos e dopo molle il baritono lì e c'è col microfono col cavo lunghissimo fin sul paese paltos dal pubblico. Dai. Wow, che velocità, wow. E salta dappertutto le matte. E che secondo di me potrebbe benissimo essere un'evoluzione dal primo video che vi ho detto. Sono inglesi anche John Spencer o No, americani? newyorkesi. Allora ha suonato al Miela a Trieste. Tu hai detto dal vivo tu? Sì. Era stato un bel concerto. Aurelius Frittis dopo, però un bel Un po' concerto. scrodi. E, Sì, è la dimostrazione che il blues è vivo, è anche di moderno. No? sì, ma sono veramente migliaia di esempi. Blues explosion! Una schiglia di gruppi saltati fuori dagli anni 2000 soprattutto, che sono in due piuttosto che non c'è più il trio, ma proprio come chitarre e batterie, come altri, come i Ciclopi. Come i Black Keys. Come i anzi. Black Keys, i White Stripes. Per sé, secondo te? Le chitarre e batteria, dove ti metti d'accordo il ritmo e dopo che suona le chitarre poi si fa che cazzo che lui. Sì, che è vera, però secondo me è anche più difficile riempire. Sì, boh, ma però sono tecnologie senza quando pensi. Octaver, Loop Station, roba Sì. così. C'è un Volume alto. amplificatore, sì, basta. Va bene. Sì, se tu arrivi a suonare, c'è una maniera di suonare, di arrivare a cuviarsi, tu fai su un accordo e tu suoni, li ricordi i bassi da chitarra. Tu di non fa via di alc con le È chitarre. come il tocco che abbiamo fatto prima. Ti dà una certa altalenante, non sai, se no tu fai. Possiamo che fosse cosa là, Nina Simone. Mi sa me di misclicciare le tecniche di chitarre classiche alla tradizione dei power chords che sono dalle corde basse della chitarra, no? Sì, boh, ti aiuta insomma che a suonare Senza il basso senza il fondamentalmente. E come per salutare, per solito fare una cover che nos ha proposto Ulisse e se cover fasin facendo The River Flow di Roger McGuinn. di Roger McGuinn, che è il doc che assistente alla fine del film Easy Rider. La tu scelto che il doc lì per sé?
Bon, parce che è un toc che fai di un po', mi piace, poi il test la vonde totale, comprende tutte le vite, le morti, le figone. Come sì. Beatox dovresti fare. Sì, tu ci di tox così. To the sea, where that river goes, that's where I want to be. Flow, the river flow, that's what I wash down. Take me from this road to some other town. All I wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, the river flow, that's what I wash down. Take me from this road to some other town. Down, take me from this road to some other town. All I wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, the river flow, that's what I washed down. Take me from this road to some other town. Go, river, go, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow, the river, flow, let's water wash down. Take me from this road to some